Buonasera dal Pala Simoncelli di Mirandola. Oggi si disputerà su questa pista la 16ª giornata di Serie A2 Girone A. Avremo in campo, oltre alla squadra di casa, Ok Pico Mirandola che schiera tra la sua formazione Lupi Federico, il numero 1, il portiere, Moschetti Davide, il numero 7, Siberiani Vincenzo, il 6, il capitano, De Tommaso Filippo, il numero 10, Paltrinieri Federico, il numero 44, De Stefano Gioele, il numero 73, Giannotti Tommaso, il numero 4, Santoro Andrea Vincenzo, il numero 21, Toselli Simone con il numero 19, Potenza Luca, il portiere, il numero 72, Mister Iallacci nella panchina. Per la squadra ospite, ok, tiene, troviamo Comini con il numero 18, il portiere, vice capitano, Stivanello Paolo, il numero 3, Luotti Pietro, il numero 6, il capitano, Mandarin Marco, il numero 7, Rigo Alberto con il numero 9, Poli Andrea, il numero 13, Ballardin Filippo, il numero 16, Lievore Francesco, il numero 5, Zanini Andrea, il numero 66, Dalpra Elia con il numero 77, il portiere, l'allenatore Retis Nicola, il direttore per questa gara è l'arbitro Parolin Cristiano. Bene, le squadre prendono posizione sulla pista, abbiamo una tribuna già gremita, tanti sono gli ospiti ad assistere a questo incontro. Ricordiamo, 16ª giornata valida per il campionato di Serie A2 Girone A. Abbiamo qui in console Chiara e cameraman di eccezione Costantino. Vediamo le squadre che salutano il pubblico, grande fair play tra le due formazioni, un saluto di rito. Bene, gli atleti sfilano sulla pista. Ricordiamo che la classifica non è favorevole alla squadra di casa, ancora non abbiamo portato a casa una vittoria con questo campionato in Serie A2, ma tanta è la speranza e la grinta che questi atleti mettono in ogni incontro. Gli atleti preparano le stecche, si stanno organizzando, il direttore di gara va a fare il controllo al tavolo di gioco, mentre alla vostra sinistra del teleschermo vedrete la Ok Pico con il motto gli atleti si battono il 5, diversamente gli ospiti prendono posizione. Abbiamo il portiere Comin con il numero 18 per questo incontro, anche vice capitano. Tra i primi abbiamo Poli, Zanini, Rigo e con il numero 6 il capitano Luotti. Pronti informazione per la squadra di casa e Siberiani, capitano Moschetti, De Stefano, Giannotti e il portiere, il numero 72 Potenza Luca per questo incontro. Ci siamo, il direttore è pronto, siamo partiti. Partono adesso i primi 25 minuti. La palla è alla volta di squadra ospite con Zanini che prova a passare sul centro Poli, prova il tiro ed è una prima rete, pochissimi secondi giocati. Già passa in vantaggio la squadra ospite, il Tiene segna il primo gol con Poli.
riparte, Santoro alla pallina, siamo partiti, De Stefano col numero 73 spazza, viene intercettato da Poli, poi la palla torna a Luotti, Poli, Zanini, Rigo prova il tiro intercettato da Potenza, palla molto pericolosa per il nostro portiere. Abbiamo De Stefano, Siberiani, De Stefano, Santoro, Moschetti, Santoro spazza ma viene intercettato, Siberiani recupera la pallina ma finisce sul fondo, riparte adesso la squadra ospite con Zanini, Luotti, grande tiro di Ballarin, intercetta Zanini la pallina che torna su Luotti. Luotti prova il tiro ma finisce alto, la palla viene recuperata da Siberiani, indietro per De Stefano dietro la porta si fa spazio e va ancora a servire Siberiani ma la pallina viene intercettata da Santoro, Giannotti, De Stefano, Moschetti viene schiacciato sull'angolo ma riesce a servire Giannotti si gira dietro la porta, De Stefano al centro, Moschetti è al centro, prova a servire Moschetti, recupera la pallina ma sfugge via, recuperato da De Stefano va per Siberiani ritorna a fare il giro di palla per De Stefano che prova ad allungare il tiro verso la porta avversaria ma finisce sul fondo. Di nuovo è in attacco il Tiene, in attacco ma nulla di fatto, finisce sul fondo, recupera la pallina Poli che serve Rigo gira dalla pista e viene marcato da Siberiani ma riesce a contenere il gioco alla volta di Luotti serve Zanini gira su Poli e ancora Luotti prova il tiro, nulla di fatto, è la volta di Poli, la squadra ospite è alquanto incisiva, non lascia spazio ai giocatori della Pico. Palla a due, Siberiani e Poli, ma subito la pallina viene recuperata dalle stecche di Rigo che va a servire Zanini, marcato da Siberiani, Zanini a terra, Moschetti, abbiamo Poli, Giannotti, Siberiani prova a sfondare sul laterale, la pallina intercettata da Moschetti, si gira sul centro e alla volta di Siberiani ancora pronto a servire De Stefano che recupera la pallina dal centro, la fa scivolare lungo il fondo della pista e viene recuperata da Luotti su servizio di Poli. Luotti al centro, fa un giro di pallina con Rigo gira dietro la porta braccato da De Stefano ma ancora una volta Zanini recupera la pallina che torna a servire Luotti che prova il tiro dal centro ma Potenza spazza via la pallina pericolosissima. Zanini adesso nell'angolo marcato, subito si gira verso Poli viene braccato da Siberiani, la volta di Luotti ancora, la pallina gira dietro la pista e si va di nuovo a servire Rigo con il numero 9 torna su Poli alla volta di Zanini che prova il tiro ma Potenza devia la pallina sul fondo. Siberiani ha di nuovo la pallina che ritorna verso Moschetti scatta in avanti su De Stefano, Siberiani, Iannotti è libero ma Siberiani prova a servire Moschetti al centro, nulla di fatto, la pallina torna su Poli per tornare su Luotti in avanti, ma la pallina è sul fondo. Ecco Luotti, Zanini, Poli. Luotti si gira ma nulla di fatto,
Moschetti recupera la pallina, avanza, si gira, viene intercettato dagli avversari che recuperano la pallina ed è la volta di Luotti che avanza, gestisce con la sua stecca la pallina e va a servire Zanini al centro del campo che riparte verso la porta della Pico, si gira dietro la porta, marcato da De Stefano che sembra stia recuperando la pallina ma riconosce un vantaggio di palla al direttore di gara Parolin per la squadra ospite. Ribattuto, ritorna il gioco, Luotti prova il tiro ma nulla di fatto. Poli ha di nuovo la pallina che va a servire Zanini. Nel frattempo Moschetti a terra ma per fortuna nulla di grave e Poli prova un tiro ed è Rigo che assegna questa seconda rete a vantaggio del Tiene qui al 19 minuti e 31 dalla fine della prima parte di questo incontro. Ricordiamo 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A dal Pala Simoncelli di Mirandola. Il risultato del momento è 2-0 in vantaggio per il Tiene, squadra ospite dell'Hockey Pico Mirandola. Siamo pronti a ripartire, Giannotti già con la pallina al centro del campo, aspettiamo Siberiani che si confronta con il direttore di gara. Ripartito il gioco, De Stefano avanza, De Stefano è dietro la porta, prova con un'occhiata ad organizzare il passaggio verso Giannotti che prova ma nulla di fatto e la pallina è di nuovo per Giannotti che torna indietro, prova il tiro, sfiora la traversa ma vola alta, la volta di Poli con De Stefano a terra, Poli recupera la pallina, Luotti sfila sotto la stecca di Siberiani la pallina e avanza in avanti. Siberiani torna indietro per De Stefano che serve Giannotti che è marcato ma ritorna su De Stefano che va per Siberiani, la pallina intercettata da Zanini che la recupera, la gestisce, va a servire Rigo che sfreccia sotto la pallina ma tornata nelle stecche di Moschetti, viene gestita verso Siberiani De Stefano. È la volta di Zanini che va sul centro per Rigo e poi Poli, ma nulla di fatto, la pallina di nuovo è sulla stecca di Iannotti e arriva davanti alla porta della squadra ospite ma viene rimpallata dal portiere, il Comin, ricordiamo il secondo portiere. Adesso torna Zanini in avanti velocemente che serve il suo compagno di squadra Rigo che va per Zanini ancora una volta in 1-2. Zanini fa il giro di pallina verso Luotti, sono pronti ad offendere velocissime queste azioni, prova il tiro ma la pallina viene recuperata da Moschetti che avanza. Siamo tornati su Iannotti e abbiamo in campo De Tommaso che sostituisce De Stefano al momento. De Tommaso, Siberiani, alla volta di Iannotti, De Tommaso per Iannotti ancora, è la volta di Moschetti che si gira dietro ma finisce a terra davanti a Poli. Abbiamo De Tommaso che mantiene la pallina e va a servire prima Iannotti poi Siberiani ma finisce di nuovo la palla nelle mani di Poli. Poli va per Zanini, Luotti gira dietro la porta, lascia la pallina a Poli ed è la volta di Zanini che si fa avanti nuovamente. Siamo davanti alla porta, azioni pericolosissime, istanti velocissimi ma di timore per Potenza che riesce a salvare la porta. Siamo di nuovo con Moschetti ma la palla finisce di nuovo nelle mani di Luotti, il capitano della squadra ospite che va a servire Poli. Zanini, Rigo, Poli ancora alla volta di Zanini. Zanini gestisce la pallina, prova il tiro intercettato da Potenza, recuperato da De Tommaso. De Tommaso passa dietro la porta,
presta attenzione a Poli che lo tiene stretto verso Siberiani ma sfila su Moschetti. Moschetti va su Siberiani, la pallina è di nuovo nella squadra giallo-blu che la gestisce. Abbiamo Moschetti che avanza, Giannotti, De Tommaso, De Tommaso per Moschetti ancora, ma è vero, ma lascia sfilare su Giannotti che va per Siberiani, si fa un giro di pallina molto largo, il tiro è diretto verso la porta, ma finisce fuori dallo specchio della porta. È la volta di Moschetti che viene messo in difficoltà da Zanini, il direttore di gara riconosce un palla in due, no, un tiro a due, ed è la volta di Paltrinieri, entra in campo, che è entrato in campo in sostituzione di Giannotti. Si riparte, Paltrinieri, Moschetti, Siberiani. Siberiani prova a servire il centro ma intercettato dall'avversario, la palla torna su Zanini. Zanini, Stivanello, Luotti. Luotti prova il tiro verso Zanini, gira dietro la porta, va a servire Poli. Luotti Stivanello è pronto, marcato da Paltrinieri. È la volta di De Tommaso che si gira dietro la porta, sfila davanti agli avversari, prova a servire, ma mantiene la palla, va in avanti, passa al centro verso Siberiani, ma la pallina finisce dietro la porta e non va a segno. Nel frattempo è uscito Zanini per la squadra ospite. Abbiamo un altro atleta con il numero 16 Ballardin che inizia a scivolare sulla pista del Pala Simoncelli. Stivaletto, Luotti, Ballardin rimane dietro la porta, si guarda intorno e va a servire Luotti che ritorna su Ballardin. Palla al centro, viene intercettata da Luotti, ma finisce la stecca nelle mani di Poli. Poli che viene marcato e la pallina va fuori con un vantaggio di palla per la squadra di casa. E la Pico a ripartire a 14 minuti e 4 secondi alla fine di questa prima parte dell'incontro. Luotti, Ballardin, Stivanello, Ballardin. Ballardin avanza, si ferma, torna indietro su Poli. Non si capisce Poli con il suo capitano, la palla finisce sul ponte, viene recuperata da De Tommaso per Siberiani. Siberiani riparte alla volta di Paltrinieri. De Stefano, De Tommaso prova il tiro ma intercettato dal portiere. È la volta di Luotti che insieme al suo compagno di squadra Poli si trova davanti alla porta della Pico, ma nulla di fatto, viene fermato da Moschetti che avanza e al centro della pista prova il tiro ma fuori dallo specchio della porta. De Tommaso recupera la pallina ma prontamente intercettato dall'avversario. È la volta di Ballardin che recupera la palla a vantaggio di Luotti. Ancora Ballardin. Ballardin prova, Stivanello, Luotti, nulla. Siamo riusciti a gestire questo momento di crisi, siamo dietro la porta e Siberiani insieme a Moschetti recuperano la pallina. È un scontro diretto con Ballardin, ma l'arbitro lascia il vantaggio di palla. È la volta di Siberiani e De Tommaso, ancora una volta per Santoro. Santoro che ha sostituito Moschetti per la squadra giallo-blu. E ancora la volta di Santoro che si gira, prova a passare a Paltrinieri. Il Paltrinieri recupera la pallina, si gira dietro la porta, ma la difesa è molto intensa. Prova a fare il giro della porta. E la pallina è di nuovo per De Tommaso che riparte e ricostruisce il gioco verso la porta, nulla di fatto. Ballardin recupera la pallina e va avanti
fermato da Paltrinieri, lo mette in difficoltà, ma Poli interviene in aiuto del compagno di squadra. Il direttore di gara riconosce un vantaggio di palla per la squadra di casa e si riparte, è la volta di De Tommaso. De Tommaso scivola, rifà il giro di pallina, si guarda intorno, prova a servire Siberiani, ma decide di andare verso Santoro che la fa scivolare per Siberiani, ma non si capiscono i due atleti. E la pallina recuperata da Ballardin viene a servire Stivanello che avanza velocemente verso la porta della Pico, intercettato da De Tommaso. Stivanello si gira e ritorna su Ballardin ed è la volta ancora di Poli. Poli, Arrigo ad avere la pallina insieme a Paltrinieri che finisce a terra. Si riparte con la palla sulle stecche della Ok Pico. Abbiamo una sostituzione. È uscito Rigo ed la pallina è per no, grande palo di De Tommaso sulla porta del Tiene. La tribuna ha esaltato, la pallina era stata vista già lasciare avanzare di un punto la squadra di casa, ma è ancora De Tommaso che prova, grande azione, e la pallina intercettata da Siberiani, pallina pericolosissima a vantaggio di Rigos che era stato servito da Ballardin. Il primo time out per la squadra di casa. Mancano 10 minuti e 8 secondi alla fine di questa prima parte dell'incontro, incontro valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A. Ricordiamo il punteggio, sono due le reti di vantaggio del Tiene su questa pista del Pala Simoncelli a Mirandola. Nel frattempo ringraziamo qui la nostra Chiara alla regia insieme a Costantino a gestire le telecamere di questo incontro che vi consentono di rivedere o di seguirci direttamente in questo istante qui da Mirandola. Da Mirandola siamo al Pala Simoncelli, un saluto alla tribuna che nel frattempo attende un risultato concreto e soprattutto c'è grande presenza di un pubblico giovanissimo, molti sono i bimbi a partecipare ed assistere all'incontro. Le squadre si stanno confrontando con i loro allenatori, ricordiamo Mister Iallacci per l'Hockey Pico, Mister Retis per il Tiene, ospiti qui al Pala Simoncelli. Si riparte, 10 minuti e 8 secondi alla fine di questa prima parte, gli atleti tornano in postazione, ci siamo, ripartiamo dalla area della squadra di casa giallo-blu con Siberiani pronto a braccare gli avversari. Stivanello, Ballardin, Rigo provano il tiro ma Potenza intercetta a vantaggio di Tommaso che recupera la pallina, avanza Mandarini, Paltrinieri prova il tiro ma viene fermato da Ballardin. Alla volta di Stivanello che avanza e va a servire Mandarin, Rigo, Potenza manda via la pallina. De Tommaso riparte per Siberiani. Santoro, Siberiani, Stivanello non gli lascia spazio. Viene recuperata la palla da Stivanello, ma viene fermato da Siberiani. De Tommaso recupera con la sua stecca il controllo della pallina, si dirige verso la porta, prova a fare il giro di porta, si ferma, prova a gestire i suoi
compagni di squadra. Subito Santoro è pronto, prende la pallina, prova il tiro ma viene spazzata verso l'altro, deviato dalla stecca dell'avversario. E ancora Santoro con la sua stecca a gestire la pallina, prova il tiro ma Stivanello intercetta la pallina col suo corpo e ferma, ne recupera la gestione a vantaggio di Rigo. La battaglia è ferrata, Mandarini finta, va per Stivanello e ancora Mandarini per ancora Rigo. Mandarini, Stivanello, Rigo. È molto concitata l'azione, ma il portiere riesce a mandare via la pallina che torna sulla stecca di De Tommaso, che avanza a servire i compagni di squadra. Nel frattempo Santoro riceve la pallina e torna su Siberiani, giro di palla verso De Tommaso, Santoro, De Tommaso, Siberiani, Paltrinieri è pronto ma De Tommaso prova a servire, nulla di fatto. La palla recuperata da Stivanello con l'aiuto di Mandarini e di nuovo davanti la porta della Pico. Rigo si concentra alla volta di Mandarini. Mandarini riesce a fare il giro di porta. Ballardin è pronto ma De Tommaso scivola in avanti verso Paltrinieri che si prepara al centro per servire l'azione, ma la palla intercettata dal portiere viene spazzata via e Siberiani adesso al centro del campo che la recupera, prova a portarla in avanti con De Tommaso ma la difesa Stivanello tiene buono De Tommaso e ferma l'azione. Ancora la palla per Ballardin che prova il tiro e Potenza la fa schizzare in alto fuori dalla pista. È rientrato Zanini al posto di Stivanello. Le due squadre sono molto concentrate e attente, mancano 6 minuti e 21 secondi alla fine di questa prima parte dell'incontro e ricordiamo il risultato è di 2 per il Tiene, 0 Occhipico Mirandola. La pallina è stata recuperata, il direttore di gara Parolin Cristiano fa partire la squadra ospite, palla in due che detiene il possesso ed adesso è Rigo che avanza verso Zanini che va a servire Ballardin. Paltrinieri a recuperare la pallina verso De Tommaso che si prepara ad avanzare. Ha appena superato la metà del campo quando torna su un Siberiani che va verso Santoro, che va verso De Tommaso ma viene braccato e decide di cambiare il gioco su Paltrinieri, ma Ballardin recupera la pallina e si dirige verso la porta insieme alla collaborazione di Zanini. Ballardin, Rigo, De Stefano recupera la palla, De Tommaso avanza, Paltrinieri ma fa da scudo Ballardin, la pallina torna dietro la porta della Pico, davanti la stecca di Santoro. Siberiani, De Tommaso avanza, Siberiani, Santoro, De Tommaso, Paltrinieri al centro, Santoro prova il tiro, scivola lungo la porta, è Zanini che recupera la pallina e corre in avanti a servire Mandarin ma intercettato da Paltrinieri, fallisce il tiro che provava ad eseguire Paltrinieri adesso che arriva velocissimo sotto la porta degli avversari, la palla finisce fuori dallo specchio della porta e viene recuperata da Ballardin. Mandarini
serve Rigo, ma per fortuna gli atleti di casa recuperano la pallina. È la volta di De Stefano. Paltrinieri, Paltrinieri ancora, va a servire De Stefano, De Tommaso, e viene recuperata da Rigo. Rigo che scivola in avanti, serve Mandarini, Zanini, Rigo, Zanini, Mandarini, Ballardino alla palla, arriva davanti il portiere, Potenza lo ferma il tiro e Santoro lo porta nell'angolo. Time out per la squadra ospite al 36 secondi e 3 minuti alla fine di questa prima parte dell'incontro. Ok, Pico, Mirandola. Ok, tiene. 16ª giornata di Serie A, girone A2. Il gioco sta per ripartire. Ci siamo. Posizione palla 2 in campo della Pico, ma De Tommaso ha la meglio e va a servire Paltrinieri che scivola braccato da Zanini. Paltrinieri si gira, Zanini recupera la pallina, riparte il gioco. Zanini velocissimo, prova a servire Lotti, ma Paltrinieri intercetta la pallina, la lontana dal rischio, gol. È la volta di De Tommaso. De Tommaso verso De Stefano, ma conserva il possesso di palla sulla sua stecca e va a... Il direttore di gara segnala un'anomalia. Poli, Luotti, Zanini, Ballardin, Zanini, Zanini si gira, prova il tiro, ma intercettato da Potenza, viene fermato. È la volta di Santoro verso De Stefano. De Stefano riparte da dietro la porta, trova un po' di spazio, ma Zanini gli dà filo da torcere, tanto che Luotti prova a recuperare la pallina, ma tutto si gioca dietro la porta della squadra ospite. Bardin ha la volta di Luotti che corre in avanti, ma ancora una volta Paltrinieri ferma l'azione. Poli adesso che recupera la pallina, De Tommaso la spazza via per Santoro. Nel frattempo Paltrinieri si dà da fare dietro la porta avversaria, ritiene il possesso di palla, va a servire De Stefano che viene marcato da Poli, ed è la volta di De Stefano, fa un giro, torna alla prova il tiro, ma il portiere Comin spazza via la pallina. È la volta di Ballardin che avanza, mantiene il possesso della pallina, va a servire Poli. Luotti prova il tiro, ma Paltrinieri spazza via la pallina. La partita sembrava delineata, ma in realtà tanta è la grinta degli atleti, a prescindere dal risultato che in questo momento vede in vantaggio la squadra ospite. Prova il tiro, nulla di fatto, fuori, era Luotti.
Paltrinieri recupera la pallina e torna al centro a spazzare. Va a servire De Tommaso che fa il giro di porta, conserva la pallina verso De Stefano, ma Ballardin lo ferma e c'è un vantaggio di palla per lo Pico. Ci siamo. Riparte De Stefano, tiro ma viene parato dal Comini. Pallina per De Tommaso, va su De Stefano. De Stefano e Zanini che gli porta via la pallina che serve Lotti al centro, ma Moschetti la recupera, ma la palla di nuovo torna su Poli. Poli che va a servire Zanini, Ballardin, Zanini, Lotti, Lotti serve il compagno di squadra Ballardin, ma è finito qui il primo tempo di questa 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A. Dal Pala Simoncelli di Mirandola il primo tempo si conclude con 2 gol di vantaggio per Ok Tiene, ospite della Ok Pico su pista Mirandola.
Bene, siamo pronti al Pala Simoncelli di Mirandola per riprendere la seconda parte di questa sedicesima giornata di campionato di Serie A2 Girone A. Le squadre sul tappeto di gioco troviamo l'ospiti Hockey Tiene contro la squadra di casa Pico, l'hockey su pista per Mirandola in casacca giallo-blu, mentre in colore blu scuro gli ospiti della Tiene. Ricordiamo, la prima parte dell'incontro si è conclusa con 2 gol di vantaggio per il Tiene, ma le due squadre hanno dimostrato tanta grinta e voglia di giocare bene, grande fair play tra gli atleti. Fino a questo momento il direttore di gara è l'arbitro Parolin Cristiano. Siamo ripartiti e De Stefano che prova il tiro viene intercettato da Moschetti, ma subito Ballardin ferma la pallina a vantaggio di Poli che è marcato da Moschetti, prova a servire il collega di squadra Lotti, ma tutto questo non serve perché Santoro recupera la pallina, la spazza in avanti verso De Tommaso e ancora una volta Mandarini che recupera la palla verso Lotti. De Stefano prova a tenere a bada Mandarini che fa il giro di porta e va verso Poli, Luotti, Mandarini, De Stefano. De Stefano tiene a bada Mandarini, Luotti si prepara al centro, Mandarini prova il tiro e il portiere Luca Potenza fa scivolare la palla verso il fondo. Tiro a 2 per la Tiene, Poli, Santoro, Poli gira dietro la porta, provano il tiro ma la difesa spazza via la pallina. Mandarini adesso ha la pallina a vantaggio di Luotti che si gira e segna la terza rete a 23 minuti e 44 dalla fine di questa seconda ripresa. Ballardin ha ripreso, si era fermato un attimo, nulla di che, riparte De Stefano. De Stefano scivola in avanti, sfonda, ma il portiere Comin recupera la pallina. Alla volta di Poli che arriva avanti con Mandarin e viene poi fermato dalla difesa. Alla volta di Luotti, Luotti scivola sulla pallina, nulla di fatto e Giannotti a recuperare la palla. Vediamo il direttore di gara cosa decide. Da una palla tiro a 2, Ballardin, serve Poli, ancora Ballardin, Luotti, Mandarini non recupera la palla, Luotti rifà il giro, arriva davanti alla porta e la lascia scivolare per il compagno di squadra Poli, servito da Ballardin. Poli si gira, tira, nulla di fatto. Poli marcato da Giannotti, De Tommaso ferma l'avversario ma per il Parolin è fallo. Mandarini riparte verso Luotti che serve Poli. Mandarin perde il controllo della pallina a vantaggio di Giannotti verso De Stefano. Giannotti, Giannotti, Giannotti
prova il tiro, finisce sulle spalle del portiere. Riparte ora Mandarini, è al centro per Luotti, Mandarini tira e segnano questo quarto gol gli atleti del Tiene, azione velocissima ma molto incisiva. Esce De Stefano, entra Siberiani per l'ok su Pico. Riparte Iannotti, prova il tiro ma intercettato, la pallina è per poi Luotti. Balardin è pronto a ricevere la pallina da Luotti. Luotti si aggira verso Poli. Mandarin prova il tiro ed è gol. Bene, si riparte. 5 i gol per il Tiene, 0 per l'Occhio Pico. De Tommaso, Siberiani. Il gioco è da riorganizzare. De Tommaso gira dietro la porta. De Tommaso per Giannotti. Siberiani apre la strada a Giannotti che va verso Moschetti. Giannotti, Siberiani viene anticipato da Balardin. Poli. Giannotti recupera la pallina e va in avanti. Siberiani. Moschetti. Giannotti. È la volta di Balardin. Poli tira, parata di Potenza. Giannotti. Giannotti, stretto da Poli, va per Siberiani. Siberiani si gira, si guarda intorno, vede Moschetti ma prova a far rifare il giro di pallina ma Mandarini lo intercetta, ritorna nella posizione dove ha già segnato una rete ma il portiere Potenza non si fa trovare scoperto, riparte di nuovo l'azione da parte del Tiene, è la volta di Balardin, poi verso Poli, poi intercettati da Giannotti che finisce a terra. Il direttore di gara dà un vantaggio di palla per la squadra di casa ed è De Tommaso a ripartire con Siberiani. Moschetti tira sulla pallina che finisce fuori dalla pista. Balardin, Mandarini prova il tiro, è la volta di recuperato da Potenza, è rientrato in campo Zanini che va per Balardin, che va per Luotti. Balardin, Luotti, Luotti, Luotti. De Tommaso recupera la pallina e ci siamo. De Tommaso, Siberiani, Giannotti, Moschetti, Giannotti, De Tommaso, Siberiani, De Tommaso, ma Mandarini al centro intercetta la pallina, la ferma, la passa a Zanini, ma lo blocca Giannotti che avanza nuovamente per De Tommaso. De Tommaso ha subito, sembrerebbe un fallo, lamenta un colpo alla testa e viene chiamato il time out per la squadra di casa. Grande fair play tra gli atleti, una pacca di consenso. Nel frattempo esce Potenza per la squadra di casa ed entra Lupi Federico con il numero 1. In questo timeout Mister Iallacci prova a dare delle indicazioni alla squadra che possano contenere il risultato di questo incontro. Diversamente Mister Retis suggerisce ulteriori tecniche o tattiche da quello che vediamo da questa posizione, dalla gestualità verso i suoi atleti. Gli atleti riprendono posizione
Il direttore di gara Cristiano Parolin è pronto a far ripartire il gioco. Si riparte. Palla per la squadra ospite. Tiro a 2. E via. Luotti alla pallina, velocissimo. Arriva nell'area della Pico. Gestisce la pallina verso Zanini che prova il tiro ma Moschetti devia. È la volta di De Tommaso che scatta in avanti, si guarda intorno, prova a gestire e servire Siberiani ma la pallina finisce sul fondo. Adesso Siberiani si sgancia verso De Tommaso. De Tommaso è dietro la porta, prova a fare il giro, prova a servire i compagni di squadra ma nulla di fatto. La pallina intercettata da Comin non va a segno. Zanini alla pallina, prova a sfondare la difesa ma con un tiro diretto finisce sul fondo ed è Giannotti che recupera la pallina verso De Tommaso. La pallina è troppo forte, viene ripresa da Luotti, Luotti arriva sotto la porta, Giannotti lo ferma, recupera la pallina e va verso Siberiani, Siberiani, De Tommaso, Giannotti prova il tiro e la stecca di Mandarini a fermare la pallina che si dirigeva sicuramente verso lo specchio della porta. Mandarini avanza, avanza, scivola lungo la fascia e viene poi recuperato da Iannotti e Moschetti alla volta di Zanini che prova il tiro ma Iannotti ormai è una furia, recupera tutte le palline. Adesso per un istante la palla torna sulla stecca di Stivanello che poi serve Mandarini verso Luotti e ancora Stivanello sul fondo con Moschetti. Stivanello contiene il gioco e servire Zanini verso Luotti che fa il giro di aria verso Mandarini. Mandarini si guarda intorno, serve Stivanello per Luotti. Mandarini, Luotti, Mandarini prova ma Lupi para. È la volta di Iannotti, Siberiani, De Tommaso prova il tiro sulla stecca di Stivanello, via la pallina viene fermata e recuperata da Zanini che avanza alla volta di Luotti, Mandarini è davanti la porta e portiere Lupi blocca tutto. Giannotti, De Tommaso, Moschetti, Siberiani, Giannotti, Moschetti, De Tommaso, ma Mandarini intercetta il tiro verso vantaggio di Luotti. Stivanello, Luotti, Zanini, Mandarini, Luotti alla pallina, prova a smarcarsi ma decide di servire Stivanello, Zanini. E ancora Zanini ad avere la pallina ma viene fermato da Siberiani e Giannotti. Riparte il gioco, Giannotti viene fermato da Luotti. Non abbiamo capito qual è la decisione del direttore di gara Parolin
a mettere Moschetti fuori gioco per qualche minuto. La tribuna non è molto d'accordo. Mandarini, Luotti, Mandarini, Luotti, Stivanello, Luotti, Mandarini, Luotti, Stivanello, Stivanello, Mandarini, Stivanello, Luotti, Stivanello, Luotti, Stivanello, la palla scivola sul fondo, la va a recuperare la volta di Luotti, Poli, Mandarini, Lupi ribatte, Luotti, Poli, Luotti, Poli, prova il tiro Poli ma intercettato da Siberiani. Giannotti, Giannotti viene stretto da Poli e Stivanello che alla meglio e porta via la pallina. Mandarini, Luotti, prova il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta. Luotti, la pallina è di nuovo sulla stecca di Poli per Luotti ancora. Mandarini, Luotti, Poli, Luotti, Stivanello, Poli, Stivanello, Mandarini, Luotti, Mandarini, Luotti, Mandarini, Luotti che prova il tiro ma Lupi para. Siberiani recupera la pallina nell'angolo, viene fermato da due avversari che mettono in difficoltà Lupi che spazza velocemente la pallina dalla porta dalla volta di De Tommaso per Paltrinieri che è avanzato, nel frattempo ha recuperato dello spazio sotto la porta avversaria per Giannotti, Giannotti, Siberiani, De Tommaso, gol, De Tommaso segna un gol per la Hockey Pico a 13 minuti e 26 secondi dalla fine di questo incontro, ricordiamo 16ª giornata di campionato per il girone A2 Serie A. Hockey Pico Mirandola, Hockey tiene dal Pala Simoncelli di Mirandola. Adesso la pallina per Mandarini, Siberiani la recupera dietro la porta e spazza per De Tommaso. De Tommaso avanza, Paltrinieri si gira ma la palla finisce alta. La recupera Mandarini, riparte il gioco con Mandarini e Stivanello dal fondo campo. Stivanello avanza, serve ma, mm, Mandarini, Poli, Stivanello, Paltrinieri lo tiene d'occhio e torna sul rigo. Mandarini, Poli, Mandarini e Siberiani che ferma l'azione della squadra avversaria, recupera la pallina, tira in porta ma finisce tra le gambe del portiere Comin. Ecco, ancora una volta tira Ionnotti, si gira velocemente ma la pallina è intercettata dagli avversari, finisce adesso sulla stecca di Paltrinieri, la rigioca verso Siberiani. De Tommaso è pronto, De Tommaso, De Tommaso, Giannotti, Giannotti prova il tiro, finisce sul fondo, recuperata la pallina da Poli per Rigo. Balandin,
Ballardin alla pallina, servito da Rigo, sfila in avanti sotto la porta, fermato da Luppi, pallina per Giannotti che va su Paltrinieri che arriva davanti alla porta dell'avversario ma viene agganciato nonostante riesce a gestire il possesso di palla sulla stecca, la prova a far girare verso il centro ma nulla di fatto, intercettato dal portiere Comin, la pallina tramite Stivanello arriva al centro insieme a Rigo alla volta di Ballardin. Ballardin serve Poli, Poli al centro per Ballardin ancora, Ballardin, Poli, la volta di Paltrinieri che va a provare il tiro, finisce la pallina sui pattini, intercettato da Ballardin, Ballardin molta tenacia, prova a fermare Paltrinieri ma la palla rimane nel possesso della squadra giallo-blu ma spazzata poi da Poli e De Tommaso prova a fermare l'azione ed ecco che Iannotti ce l'ha, è lui, è al centro, va avanti verso Paltrinieri, prova a tirare, nulla di fatto, pallina ostacolata dai pattini degli avversari e la volta di Poli e Giannotti. Ecco, Paltrinieri intercetta la pallina verso Siberiani, vediamo se riesce a servire il collega, ma De Tommaso viene intercettato da Ballardin e la palla inizia con un giro di pista alla volta di Poli che ruota su se stesso e perde il controllo momentaneo della pallina recuperata da Rigo, ancora pallina pericolosa per la squadra di casa, Poli si mette al centro, eh, Stivanello si organizza per poi Rigo passa sul centro, il portiere la spazza via e Giannotti viene intercettato da Rigo. Ecco che De Tommaso sfiora la pallina a vantaggio di Stivanello, che Ballardin, Poli, De Tommaso, Giannotti alla pallina, prova il tiro, il gomito del portiere la mette fuori specchio della porta. Poli avanza verso il compagno Stivanello che si fa trovare al centro ma decide di servire Rigo che tira e la palla si infila tra il portiere e il palo destro. Siamo a 6 reti a 1 per il Tiene sul Pala Simoncelli di Mirandola. Esce Giannotti, entra Santoro per la squadra di casa. Sono 9 minuti alla fine di questa 16ª giornata e si va avanti con De Tommaso, Siberiani, De Tommaso, De Tommaso, Siberiani, Paltrinieri, De Tommaso, De Tommaso, non si capisce con il compagno di squadra, la palla viene di Ballardin, De Tommaso, Stivanello è su Paltrinieri ma Paltrinieri ancora gestisce il possesso di pallina a vantaggio di De Tommaso che gira dietro la porta, nel frattempo Siberiani si fa trovare sulla porta ma è palla a 2, Siberiani con Rigo, Paltrinieri prende la pallina, si fa il giro, finisce troppo lunga per essere recuperata direttamente da De Tommaso, si riparte con una palla a 2 sul fondo. Tiro a 2 per il Tiene, Rigo si gira per vantaggio di Zanini, Rigo, serve Stivanello al centro ma il portiere la spazza via. Siberiani, De Tommaso, Paltrinieri è già pronto in posizione ma De Tommaso prova a girarsi a vantaggio di Paltrinieri sul centro per Siberiani. Siberiani gira la pallina per De Tommaso, De Tommaso avanza al centro, prova il tiro e il portiere la rimpalla
Ecco ancora Siberiani, prova un tiro dalla lunga distanza, niente di fatto, recupera la palla De Tommaso, strettamente marcato da Rigo. De Tommaso alla pallina per Siberiani, De Tommaso si gira, prova il tiro, la palla finisce sul portiere, grande fair play di Siberiani che ha colpito il casco del portiere. Nel frattempo la palla in brutte acque per l'hockey Pico Mirandola, ma gli atleti siberiani e paltrinieri fermano l'azione, ma Zanini alla meglio recupera la pallina e va a servire Stivanello che avanza verso il centro, verso Balardin. Zanini simula il tiro a vantaggio di Stivanello che gioca la pallina ancora per Zanini. Balardini è al centro, prova il tiro, la palla finisce nell'angolo, recuperata da Stivanello con De Tommasolo che la vuole strappare, ma Stivanello si alla meglio e Paltrinieri recupera la pallina, prova a girarsi ma viene agganciato dagli avversari. Vantaggio di palla per la squadra ospite decisa dal direttore Parolin e Zanini ad avere la palla davanti alla porta della Pico. Decide di cambiare gioco a vantaggio di Rigo. Rigo che va verso Balardin. Balardin per Zanini. Sempre Rigo. Zanini prova il super tiro Balardin, ma Lupi lo intercetta e grande parata a vantaggio di De Tommaso che con Siberiani si scambiano la pallina velocemente provando a sistemarsi nelle giuste posizioni, ma Paltrinieri non viene meno, ma intercettato prima da Stimanello e poi da Luotti. La pallina finisce sulla parata del portiere Luppi. Siamo ripartiti con la palla sulle stecche del Tiene per Zanini. Zanini, Luotti, 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 Zanini, Balardin, Zanini, prova un lungo tiro, nulla di fatto. Siberiani che prova a costruire il gioco ma Balardin lo blocca. Santoro recupera la pallina, la fa scivolare verso Paltrinieri che prova a servire Siberiani al centro, ma palla intercettata, si trova di nuovo sulla stecca di Luotti che diventa pericoloso, ma De Tommaso lo ferma. Santoro è sempre pronto a gestire il gioco insieme alla collaborazione dei suoi compagni di squadra. Adesso va a provare il tiro, ma finisce fuori dallo specchio della porta. Nel frattempo De Tommaso esce ed entra Toselli con il numero 19. Ecco Zanini, Zanini, Lievore, Lievore, Mandarini, Zanini per Lievore che torna su Luotti, Mandarini, Zanini. Lievore al centro è pronto, ma Zanini preferisce passare al capitano Luotti che va a giocare al centro ancora con Zanini, intercettato da Paltrinieri. Abbiamo un 45 secondi di possesso di palla per la squadra ospite e siamo costretti a lasciarla a vantaggio della Pico che riparte con Capitan Siberiani e Santoro alla volta di Toselli. Paltrinieri, Paltrinieri, Mandarini spazza la pallina verso Lievore e si ritorna su un Luotti. Luotti quando ha la pallina dobbiamo dire che diventa pericolosissimo. Gioco molto veloce davanti la porta, ancora Luotti, Lievore, Mandarini, Luotti, Zanini. Zanini marcato da Toselli, ma Lievore fa da ostacolo e il tiro di
diventa gol, siamo 6 reti a 1 per il Tiene sulla pista del Pala Simoncelli di Mirandola. Pronti a ripartire questi ultimi 2 minuti e poco più di 35 secondi alla fine di questo incontro di 16ª giornata. E Santoro dietro la porta avversaria. Per Toselli, Siberiani, Mandarini, Luotti, Mandarini, strettamente marcato da Giannotti. Zanini adesso che si sfila. Zanini davanti alla porta prova a servire Lievore, ma la difesa della Pico ferma l'azione. Zanini, Luotti, Mandarini, Zanini, Luotti, Luotti e Toselli, tira Mandarini ma finisce fuori. E adesso Paltrinieri che recupera la pallina, intercettata da Mandarini. Santoro prova il tiro dal centro, nulla di fatto. Luotti è finito a terra ma Santoro lo aiuta. Adesso un tiro a 2 per la squadra di casa. Toselli, palla per Toselli su servizio di Santoro. Giannotti prova il tiro, sfiora la traversa, il tiro era centrato pochi centimetri sopra la traversa. Adesso è Mandarini che si sfila e prova il tiro ma intercettato da Siberiani, la palla diventa innocua. Siberiani non lo lascia muovere, il collega Mandarini va avanti per Santoro. Santoro davanti alla porta prova il tiro, Siberiani recupera la pallina cercando di cambiare la traiettoria di questo tiro ma nulla di fatto. È la volta di Zanini che velocemente recupera la palla sulla stecca, la porta in giro e va a servire Mandarini. Mandarini per Luotti. Luotti, Zanini, Luotti conserva il gioco della pallina ma ecco Zanini che interviene a servire il Lievore ma nulla di fatto ed è Giannotti che fa cambiare le sorti di questi tiri. Alla volta di Luotti, Toselli ferma con Giannotti, Giannotti si muove, Mandarini prova a intercettarlo, prova il tiro da lunga distanza, intercettato dal portiere. Finisce così con il risultato di 7-1 per la squadra ospite. Ok Tiene 7, Ok Pico Mirandola 1. Era la 16ª giornata di campionato di Serie A2 Girone A dal Pala Simoncelli. Ringraziamo i nostri ascoltatori e videoascoltatori per aver assistito a questo incontro. Nel frattempo vediamo le squadre che si salutano sulla pista del Pala Simoncelli. Grande fair play, applauso e saluto di rito. Per questa 16ª giornata di campionato Serie A2 Girone A, Ok Pico 1 Tiene 7 è tutto, a risentirci, arrivederci alla prossima partita.